Eccoci qua con la seconda parte di Solo a Verità. Questa settimana non parleremo solo di musica, ma parleremo anche di altro, ok? Per farvi capire, per chi non ha seguito tutta la settimana le nostre storie sui social, per capire chi sarà il prossimo ospite, mando subito l'RVM. Prego regia. Da Mondello. Colore cosa sono? Ma che poi mi conoscono? Signora, allora oggi mare? Sì, certo. Oggi a mare. Però non avete un po' paura? Tutti sono un po' Non vicini. ce n'è Covid, non ce n'è Covid. Non c'è niente. In che senso non c'è niente, Non c'è signora? niente, è finito tutto. A Palermo non abbiamo niente. Dov'è il mio questo? Però sa che potrebbero tornare i contagi, dobbiamo stare attenti A settembre ci chiudiamo tutti a casa. Ma le mascherine ce le avete? Sì, dammi la mascherina, amore. Signora, si giri, ce l'avete la mascherina? Sì, l'avete portata comunque? Sì, ce l'ha mio marito. Sì. Marzia, vieni Perché qua. sa che se vi avvicinate poi la dovete indossare. Certo. State attenti? Ok, va bene. Grazie. Parliamo di Angela Chianiello, che questa settimana, ci sono stati dei video su Facebook, su tutti i social, che lei attaccava Barbara D'Urso. Io vado a presentare, perché non so gli opinionisti come sono, nel senso perché io non parlo con loro prima, però ho detto no, Angela arriva qui da Palermo, qui nel nostro programma, però ho detto Angela c'è qualche amico tuo che può venire, perché non so come sono i nostri opinionisti, perché io non so cosa diranno di questa cosa, e vado a presentare un amico di Angela Chianiello, Michele Orefice. Buonasera. Michele, buonasera. Buonasera. Ok, tu sei un amico di Angela, sei di Napoli, sei un ballerino, ci conosciamo, tu sei un grande amico di Angela, giusto? Esatto. Io proprio per questo ti ho invitato questa sera nella mia trasmissione, perché non so cosa diranno i nostri opinionisti. Tu nel caso vuoi intervenire quando loro parleranno, basta che dici Enzo guarda voglio intervenire sulla cosa che sta dicendo Tilde, se vuoi difendere Angela. Ok. E vado a presentarvi subito Angela Chianiello. Buongiorno da Mondello. Buonasera. Ciao bambolina. Angela, buonasera, tutto bene? Buonasera. Benissimo. Come ti stai trovando qui a Napoli, perché sei arrivata mercoledì? Bene, bene, bene. Dico grazie alle persone di Napoli e a Napoli. Ok, voglio ringraziare ancora una volta l'Hotel Diva, perché ti ha ospitato questi tre giorni, che mando un bacio forte forte ad Antonio. Ok, io andrei subito con il primo RVM. Siete pronti, opinionisti? Prego, regia. Prego. Signora Barbara D'Urso, adesso voi direte tanti italiani, guardate, gli sta leccando il culo. No, non è così, io il culo non l'ho mai leccato a nessuno. Mi dispiace parlare così, ma deve uscire il naturale di Angela, perché sono stata 8 mesi brava, zitta e buona, adesso basta, mi sono rotta veramente. Quindi, cara Barbara, ti ricordi 8 mesi fa, quando tu mi hai fatto l'intervista, anzi tu hai inviato i tuoi giornalisti a Mondello? Io non sapevo nulla di tutto ciò, hai mandato in onda quella parte dell'intervista e da lì è successo un macello, un manicomio. Io non volevo fare nulla e tu lo sai perché è tutta la verità, chiamandomi al telefono, mandandomi i tuoi autori, i tuoi giornalisti, anzi scusatemi, non gli autori, i tuoi giornalisti sotto casa mia. Educatamente vi ho fatti accomodare da mia madre, hai parlato al telefono anche con mia madre, dicendo che tu sei una madre, hai un cuore, sei una persona brava, per carità, io non l'ho messo in dubbio. Volevi parlare a tutti i costi al telefono con me e hai parlato con me. Ti dico una cosa, innanzitutto sei stata brava, perché nel tuo lavoro sei brava a raccimolare le persone, perché sei brava, complimenti, in questo ti devo fare i miei complimenti. Tutto questo sarebbe finito nel senso che le persone avrebbero capito chi è veramente Angela. Non è stato così. Eccoci qua, questa è la prima parte, che tu ti sei messa lì sui social e hai fatto questo sfogo. Perché hai fatto questo sfogo? Allora ragazzi, questo è stato uno sfogo non perché io volevo attaccare Barbara, per il semplice motivo che io sono stata invitata dalla signora Barbara, per carità ho accettato tutto, sono andata nella sua trasmissione e mi hanno ricevuta bene, anzi benissimo. È un attacco di sfogo, nel senso che, tra virgolette, devo dire anche questo, grazie a lei io mi trovo
in queste situazioni, perché lo devo dire, io sono nata da lei, lei mi ha dato la luce e lei... No, purtroppo è la verità, perché questa è la verità. Io volevo essere tutelata, nel senso perché ho ricevuto moltissime minacce, mia figlia bullismo, mia figlia è stata criticata, perché se noi parliamo del personaggio, bene, ma il personaggio e la persona sono due cose distinte e separate, quindi accetto le critiche, belle e brutte quelle che sono, per carità. È giusto che accetto tutto quanto. Io volevo soltanto da Barbara avere la parola per dire: guardate che Angela è così, i bambini non si toccano, perché i bambini non si toccano, ma è stato questo il mio sfogo attraverso Barbara, perché lo devo dire, la verità, lo devo dire questo. Barbara mi ha aiutata tantissimo, tantissimo, quindi se ho avuto questo sfogo, Barbara, tu lo sai, è uno sfogo di mamma, è uno sfogo di donna. Lei quando parla si contraddice. Lei quando parla si contraddice. Le dico anche il perché. Innanzitutto il primo video che noi siamo andati a vedere quando fu fatto nel mese di giugno alla prima pandemia, lei risponde alla giornalista con un'ironia, e io la noto soprattutto quando le dice: signora, ma lei la mascherina ce l'ha? Sì, ce l'ha mio marito, dammi la mascherina. Ma la mascherina innanzitutto è una cosa personale, che stiamo parlando di una pandemia e non stiamo parlando che la dobbiamo indossare tanto perché è una cosa che ha una firma e la mettiamo come un vestito. E lì è stata molto ironica. Poi stasera mi viene a dire: no, ma Barbara mi ha dato tanto, Barbara mi ha fatto il personaggio, Barbara ha creato... Signora, ma quale personaggio ha creato Barbara? Mi scusi, allora, ma lei si ritiene un personaggio di che cosa? No, io mi ritengo una persona comune, una persona quindi tolga comune, la parola personaggio. Ma avendo tante persone che mi vogliono bene, sono divisa tra metà e metà. Quindi mi reputo, tra virgolette, un personaggio. Ma lei è un personaggio che purtroppo, scusati, non ti do la parola, lei personaggio purtroppo è diventata in un momento che la gente veniva ricoverata, moriva, e lei si metteva a scherzare: non ce n'è Covid, non ce n'è Covid. Ma chi sono quelle persone che la seguono, che poi hanno accettato quello che lei ha detto? Ora adesso le spiego il perché, il motivo. Io sono stata intervistata in un giorno di sole, di mare, quindi noi a Palermo non avevamo nulla. Continuava a morire. Sì, ma per carità, ma non è che la gente moriva perché Angela ha detto non c'è Covid, non c'è niente. C'è il Covid, quindi è stata proprio un attacco a quella frase, perché io sfido chiunque, chi come me avrebbe detto quella frase sarebbe stato in un programma di Mediaset e non avrebbe cavalcato l'onda. No, ditemi signora, io non l'avrei fatto. Ascoltami, io non l'avrei fatto, perché se io devo cavalcare l'onda giocando sulla pelle delle persone, io non lo faccio. Mario, non è giocare sulla pelle delle persone. Angela, ti posso chiedere una cosa? Certo. Perché lo stai dicendo solo ora che Barbara non ti sta chiamando più? Allora, Barbara fino a quando ti chiamava, ti pagava per essere ospite lì, tutto a posto. Innanzitutto ora... a me non mi ha pagato nessuno. Barbara mi ha invitata. E mi dispiace, perché qui sappiamo come funziona a Mediaset. Vabbè, se lo sapete voi, sappiamo come funziona a Mediaset. L'importante è che so quello che devo sapere. Adesso però che non ti ha invitato più Barbara, mi vieni a dire che adesso le cose non vanno più bene, vuoi attaccare Barbara. Ascoltami. Fino a poco tempo fa che ti invitava, tutto a posto. Zia Barbara era la numero 1. Ascoltami, io non volevo l'invito per andare in trasmissione, avere visibilità, perché Angela ce l'ha. Perdonami, e poi Angela, perdonami, il fenomeno da baraccone dura un attimo e tu non è che sei un personaggio pubblico. E qual è il problema? Finché no, dura perché bene. Perché tu hai detto io sono divisa tra metà e metà. Io mi godo Angela, il momento, tu hai detto io sono divisa tra metà e metà. No, tu sei una semplice donna che sei conosciuta per una mezza frase, punto. Personaggi pubblici sono tutt'altro. Ma quante persone per una frase? Allora io in settimana ho fatto dei TikTok, ho fatto delle storie che parlavo di lei e la invitavano, non lo so se le ha visto, se gliele hanno fatto vedere. Signora, ma lei cosa spera? Lei lo sa che la televisione è così crudele per quanto è bella, ma lei la televisione, ascolti un mio consiglio, se la deve guardare da casa, non la deve fare. E glielo dice uno che lo fa da tanti anni. Lei si mette a attaccare, e lo ribadisco, una professionista, e lo dico urlando,
come Barbara D'Urso, ma Barbara D'Urso non la fila nemmeno, Ma perché per lei lo sta carità. facendo ancora per strumentalizzare la Ma per cosa, carità, non questo- perché sta in collera con Questo è il Barbara. suo pensiero, non è il mio. Vabbè. Quindi ognuno abbiamo il nostro Ah, pensiero. sì, Ma Angela, ma tu hai capito che Barbara D'Urso per invitare personaggi come te sta rischiando? Vero? Ma tutto a posto! Ma veramente? È normale, ma tu secondo te a me non una mi donna sembra. che su una spiaggia si mette a dire non ce n'è Covid, ma tutto a posto? Tutto a posto per me. È tutto a posto Sì, per sì. te? E me non Perché ti ha preso da limbo, io Angela, l'ho stai detto- buono, cosa? guarda. Perché mentre tu Calma, dicevi Tilde, calma. ma Angela, mentre tu dicevi, ma che cosa? Ma gangster non so mentre tu hai detto non ce n'è Una alla Covid, volta. la gente moriva, ma Angela, ma tu ti rendi appunto, conto? ma E moriva Barbara dove? D'Urso per correre di scimitato sta rischiando. Oh, veramente? È normale, Ma invece veramente. chiamavate e tutto era lecito. A me, amore, Volevo ma io mettere al mio posto. ma a differenza tua, io sono una speaker radiofonica, tu che fai? Tilde, Tu tutto burdello stai a casa. Aspetta, La moglie è no fatta ragazze, casalinga. ragazze, un attimo. È fatta casalinga, è No, fatta allora, casalinga. Tilde, allora aspetta, se vi accavallate e poi non E noi non ti perché alzare quelle casalinghe niente. vogliono essere personaggi pubblici, che faticano un po' per radio, abbiamo Mario Guida che comunque è un professionista, Tony Matti che comunque hai un ruolo nell'ambiente, che ruolo te? Calma, Michela. Aspetta, Michela. Allora, Angela, io ti Dimmi. dico Allora, tu facci. perché più o meno mi dispiace che purtroppo stasera tu ti riscontri con un parterre che non ti è favorevole, ma vengo e mi spiego. Sono una mamma anche io e tu sei l'esempio eclatante di come una cosa virale può diventare un fenomeno. Però sei anche una donna che deve capire che tutto questo può essere solo una meteora, cioè che nasce e muore. Ok. Adesso che tu vuoi interpellare Barbara perché ti deve tutelare, tesoro mio, non funziona così. Nel momento in cui tu cavalchi l'onda e hai il momento di notorietà, ti devi prendere il buono e il cattivo. Ovvio. Perché Barbara Giusto. D'Urso non fa un Ovvio. servizio Io lo prendo, ma Tesoro, la famiglia no. finisco di parlare. Ok, Barbara, la famiglia, Questo ti Barbara dico, D'Urso. certo, perché mia figlia è Fammi stata finire di parlare. proprio niente. Tesoro, ti Vabbè, devo queste sono mi persone devi far cretine finire. che hanno fatto questo nei Tesoro, fatti mi di devi far famiglia. finire di Bella parlare. Entra, perché Mi se devi non far sai, finire. bambina non parlare. Mario, fatemi finire di parlare. Tesoro, il pacchetto è questo. Purtroppo nel momento in cui tu ti esibisci tutto ciò che ti appartiene e purtroppo anche tua figlia. Ci sta, tesoro. Non ti sto dicendo che quello che ti dicono è giusto, attenzione, perché sono una mamma anche io, però ti sto dicendo che nel momento in cui ti esponi ti devi aspettare anche questo. Certo. E non puoi chiedere a Barbara D'Urso perché ti ha dato un momento di gloria e di notorietà che purtroppo finirà perché le persone che sostanzialmente nello spettacolo non sanno fare nulla, come te purtroppo finirà. Quanti ragazzi sono andati al Grande Fratello, hanno avuto il momento... E posso andare a casa? Ok. Vabbè, qual è il Che tu problema? dici che Barbara D'Urso... quando sto a casa, ma io che ti ho deve una tutelare? famiglia, tutto Barbara quanto. D'Urso, Finché calma. vado. Ragazze, un attimino allora, perché scusa. c'è una telefonata, un attimino solo, Ok. giusto un qualche secondo perché c'è una telefonata. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Andrea Ripa di Meana e volevo... Andrea, buonasera, il figlio di Ripa di Buonasera, Meana. Buonasera buonasera. Andrea, buonasera. È caduto? Pronto? Sì, sei in diretta Andrea, buonasera. Ecco, buonasera a tutti. Io volevo spezzare una lancia a favore di Angela. Non avevamo Che dubbi. Non so chi sono quegli altri 4 lì che parlano. E noi non sappiamo lei chi è. No, ma non ti vogliamo proprio conoscere. No, Giuseppe. aspettate perché aspettate, io sono il presentatore, aspetta, non ti permetto di dire questo. Tu sei qualcuno perché sei solo figlio di, che a te chi ti conosciamo? No, aspetta un attimo, non ti puoi permettere di chiamare e offendere nel mio programma. Tu sei figlio di Maria Ripa di Meana, morta tua mamma, tu sei nessuno, ma pure prima di nessuno. Staccami la diretta, non voglio più a questa persona in diretta, il programma mi comando io. No, ma non si deve, Angelo, non si deve permettere di dire No, che se sono vogliamo qualcuno, non si deve permettere. No, vabbè, hai esordito in maniera poco signorile. Come- proprio tu. non lo so se ci Anche stai perché- guardando, e stavolta voglio fare tra virgolette volgare, hai fatto un'entrata, una chiavica si dice a Napoli. Bravo Mario Guida. Ti potevamo apprezzare anche se facevi da difesa alla signora, perché noi stiamo dicendo nel giusto quello che vediamo sui social. Tu sei entrato proprio
Povera. Devi sparare. No, ma perché giustamente questa è casa mia, io faccio entrare tutti, pure se qualcuno vuole telefonare, ma è casa mia, ma tu sei solo figlio di, ma poi non sei nessuno. No, No, è una grande, non ti permettere. No. Allora ragazzi, attenzione, si può dire tutto, si può dire tutto rispettando dei parametri è entrato lui così, ma non abbiamo Non vi accavallate perché non si capisce niente. Andiamo con il prossimo RVM, prego Reggia, con il prossimo RVM. Ho cavalcato l'onda, sì vero, mi assumo le mie responsabilità perché ad oggi io sono responsabile di ciò che faccio e di ciò che dico soprattutto. Ascolta bene queste parole, di ciò che dico. Barbara, tu hai visto in 8 mesi nella situazione che mi sono trovata io e la mia famiglia. Non è battuto un pugno per dire devo aiutare Angela, ma non Angela, perché Angela ha le spalle abbastanza larghe da potersi difendere da tutto e da tutti, ma da solo guardare mia figlia. Non ti sei permessa a tutelare una bambina di 13 anni stiamo parlando. Ho avuto critiche, minacce, ho avuto tantissime cose e tu cosa hai fatto? Hai fatto 2 puntate con me, ti sei fatta l'audience con me e ti sei pulita le mani. Ed nemmeno qui sono d'accordo, sai perché le spiego? Io le ho detto prima, le persone che stanno attaccando sua figlia sono persone ignoranti, perché una bambina non si tocca e non si fa proprio entrare. Però come dice Michela, giustamente lei è salita su un carro purtroppo troppo rumoroso e insieme a lei è salita tutta la sua famiglia. Ma quando lei mi dice Barbara D'Urso si è lavata le mani, non è vero, perché Barbara D'Urso, se bene si ricorda, l'ha rinvitata, ha spiegato bene, guardate che Angela è anche questo. Sfortunatamente so che lei ha perso un bambino, abbiamo visto anche il momento quando lei è andato, per l'amor del cielo, ha toccato nell'anima, queste cose sono indiscutibili. Però Barbara anche in quel momento ha cercato di far capire: facciamo le 2 cose diverse, mettiamo il personaggio che purtroppo per un equivoco di quello che ha detto, perché quello che lei ha detto è un equivoco, non lo so se l'ha fatto involontariamente o l'ha fatto volontariamente, No, è stato ma fatto non credo involontariamente. Anche Su perché su da queste quel le giorno credo, per la spontaneità su queste le dalla credo. mia bocca il Covid che non è Però ha cercato, però poi dopo un po' ha cercato. Nemmeno che saresti andata da Barbara D'Urso con quella parola che ha detto. No, ma io lo posso giurare. Io non è che ho detto quella frase e nemmeno sapevo chi erano i giornalisti, quindi se io volevo far finta, ma già che la cosa si vede è naturale o se è fatta perché io sapevo di dove andare da Barbara. Ma ripeto e ribadisco, il problema non è che io volevo andare nuovamente in trasmissione perché avrei accettato. E allora tu quando tu dici... Scusami, io ti faccio parlare, adesso devi fare parlare me, ok? Quando io ti dico, Barbara, anche telefonicamente, di dirmi Angela che è successo, non è che devo venire in trasmissione, io l'avrei anche accettato. Sì, ma perché che vuole ancora da Barbara? Ma Barbara voglio capire, io non voglio nulla da Barbara. Io da Barbara, quando ho parlato con Barbara al telefono, lei si è dimostrata è tanta affettuosa, quello è un suo lavoro. Guarda, però io non credo proprio che lo fa per il lavoro, perché se noi diciamo il lavoro, però come persona io ho parlato con lei al telefono e ha dimostrato totalmente diversa del suo lavoro. Tu sei andata da Barbara D'Urso, tu una volta che arrivi là ti credi che poi sei la migliore amica di Barbara D'Urso? No, tu sei muori, Barbara D'Urso non te lo fotto, ma perché è una procedura, perché non avete un rapporto di amicizia. Ma nemmeno un contratto abbiamo con Barbara. Lei fa il suo lavoro e sappi che non ha cavalcato l'onda, perché io ti ribadisco sempre che tu non sei nessuno, perché lei negli studi veramente vanno i personaggi importanti, quindi non puoi dire hai cavalcato l'onda di cosa. Ma ha cavalcato l'onda. No, va bene, allora ascoltami. Michele, aspettate un attimo, se Michele, perché vedo che Michele non interviene mai, se voi attenzione perché dopo non voglio che dite poi a me non mi ha fatto intervenire, allora, se voi io volevo intervenire solo basta dire che parli, che diciamo che la televisione di Barbara, mi dispiace, non credo che ci stia vedendo, ma se ci dovesse arrivare comunque a livello alto, ma è comunque una televisione trash.
è una televisione Ragazzi, del ma tutto popolino. quello che dite. Non ci scordiamo che Barbara D'Urso ha fatto andare lì pure quella signora che andò nel negozio signora che della si era pellicetta. scambiata la pellicetta. Voglio dire. Allora- Quindi lei prende le persone del momento che diventano virali, le usa come un oggetto e le depone. Però Tesoro, Barbara D'Urso lo fa. bene, Ragazzi, e tutti i giorni lo vediamo ragazzi. che aiuta anche le persone, questo lo dobbiamo Questo è dire. sindacabile. Allora ragazzi, non ci sono solo io sfido Ma non la puoi chiunque. aiutare tutta la vita. Questo Barbara. è sindacabile, Mario. Ragazzi, non vi questo- accavallate. Mario, questo è sindacabile. Michela, Questo è perdonami. sindacabile, questo è quello che noi vediamo in TV, ma Michela, non sappiamo se perdonami. dietro è vero. È Michela, sindacabile. perdonami, io sfido chiunque. Una donna in televisione tutti i giorni, mentre ti sta parlando di Angela da Mondello che non è nessuno, all'improvviso si ritrova Berlusconi davanti. È una persona, è una donna che fa compagnia alle donne italiane che sono sole, e Barbara D'Urso fa anche del bene. E tu non ti puoi permettere, tu non ti puoi permettere Ma chi ti ha detto che ha fatto del male? Ascolta, stai dicendo cose in più per darti notorietà tu. Tu stai dicendo cose in più per darti notorietà tu. Ma vorresti arrivare tu da Barbara D'Urso? Amore, io mangio qua Ma va! Io so come te faccio Ma ci vuoi arrivare tu? E tu cosa fai? Ma tu cosa fai? Sono una speaker radiofonica. Cosa? Sei una sfiga? Ma forse per una sfigata sei. Ragazzi, fermatevi, andiamo con il prossimo RVM, prego regia, calmatevi gli animi per piacere. Michela, dopo Voglio parlare parlare con te. Io ti ho ricevuto al telefono, tu a me no. E non si ragiona così. Non si ragiona così. Tu mi devi dare il diritto di parola, io lo pretendo, perché è giusto così. Dimostra che sei una madre, che ha un cuore e che fai la tua trasmissione per bene. Dimostra questo agli italiani, anzi dimostramelo a me da mamma a mamma, non da Angela da Mondello e da Barbara D'Urso, la conduttrice e il personaggio pubblico, da persone, da mamme. Allora, io vorrei passare anche la parola a Michele che ancora deve parlare. Prego Michele, cosa pensi di tutto questo? Senza ombra di dubbio, comunque Angela è stata impulsiva, ok? Magari nel fare il video è impulsiva, però fidati, io ho visto e ho letto con i miei occhi le cattiverie e le schifezze che hanno scritto, non solo alla figlia. Ma non è un problema di Barbara. No, allora scusami la un attimo. figlia di Angela. No, non è di aspetta un Barbara. attimo. Anche a me, tu se ti faccio Allora, vedere i me- messaggi che mi scrivono lo so. sotto i TikTok e ci tutto, c'è credo. sempre qualche messaggio Ci massacrano negativo. tutti i giorni. Ma c'è, perché sei un personaggio che la gente ti conosce, c'è a chi piace e a chi non piace. Nemmeno Papa Francesco piace a tutti. Ma Figurati se infatti- può piacere Allora, Angela da mi sfogo Mondello la a tutti, è caviglia, normale. a Gianni Anche se Barbara sono le D'Urso. cattiverie. Avevano dato Barbara Hai D'Urso. ragione. Secca. Ascoltami, hai ragione qua, io non sto parlando di me, le critiche, io le accetto, le accetterò sempre e comunque. Stiamo parlando di una ragazzina di 14 anni che le dicono sui social in privato: devi morire intubata, tua madre deve morire. E devi per tua subentrare tu. Cosa? Devi subentrare tu, Sono non subentrata Barbara. io. Cioè mia figlia si deve levare proprio dai social. Quanti ragazzini ci sono sui social? Ma lei deve pagare Ma di le che cosa conseguenze. stai parlando? Allora, Quanti lei deve ragazzini pagare le sono conseguenze, morti? purtroppo. Lei deve pagare Io- le e perché conseguenze. le devo Se pagare? sua figlia viene attaccata, il problema Ok. è stata la mamma, non è stata Barbara D'Urso, cara La signora. mamma? E La le spiego perché. Perché al momento che lei sulla spiaggia ha detto quella frase, l'abbiamo superata, che l'ha detto così disinvolta, nemmeno Ok. se aspettasse che succedeva Però tutto ciò. io ma fin chi quando so non ho anche se- fatto nulla e tutti quanti voi, tutti ridavate, facevate i TikTok. Mai fatto, signora, io. Si figuri se io facevo il suo ma lei lo TikTok. dice che non l'ha fatto. Ma vado a vedere i miei TikTok, ma per l'amor del cielo. Ascolti, tutto il mondo l'ha fatto. No, però Tutti dopo sì, sono perché d'accordo, divertito. sono d'accordo. E appunto hanno Sono guadagnato 1 milione. Però- poi quando è stata Angela, Se la cosa- no, mi faccio dire, quando è stata Angela ad entrare in campo, perché entrerò finché ce la farò, entrerò e starò comunque lì, tutti a puntare il dito e tutti a criticare. Chissà come mai. Signora, chissà se come lei mai. la cosa nasceva e moriva lì sulla spiaggia di Mondello, tutto a posto. No, 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 Invece lei, no, invece lei ti ha voluto fai- continuare, non signora è mia, vero, perché poi ha non messo, è come si vero. dice, il topo ha toccato il formaggio, non è le è vero, perché io piaciuto. per 3 mesi, quasi 4 mesi, non ho fatto nulla di tutto ciò. Avete capito? Nulla. Poi quando dopo 4 mesi ho parlato con Barbara, e Barbara è stata cordiale con me, con mia madre e tutto, io ho detto vabbè, perché no? Cosa ho fatto di male? Ma cosa ho detto di Ma male? lei oggi perché vuole ancora? Che vuole da Barbara? Che vuole parlare con Barbara? Io devo parlare con Barbara, non ve lo devo dire a voi. Ah, vuole parlare con Cosa? Barbara. Ma dovevi venire
venire a Napoli. Vero, perché mi ha invitata io. È perché Barbara D'Urso ci guarda. No, io volevo capire. Non mi guarda, ma avete modo di farglielo guardare? Io voglio parlare con Malù, ma chi mangia rivolto? Voglio Malù. La signora sta facendo questo, secondo me la inviteranno anche a 3 emittenti locali, perché è salito sulla giostra e gli piace girare. tu dici, e deve pagare le conseguenze. Ormai ho che ho ballato finisco di Vedi, lo dice anche con entusiasmo. Perché non fa come Michela, prego. Allora tesoro, c'è soltanto un modo per tutelare tua figlia e dovresti spegnere questo, spegnere l'occhio di bue su di te e vedrai che piano piano tutto si ritirerà. Ma siccome ho capito che questa giostra ti piace anche a te, amore, Barbara non te lo può proprio risolvere un problema. Vabbè, me lo risolvo io. Tutto a posto. Allora non ne fai più i video a Barbara. Non li farei più i video a Barbara. Però volevo capire una cosa da Angela. Tu vuoi dire una cosa a Barbara? Da come ho capito tu hai provato a contattare Mediaset e tutti, non sei arrivata da Barbara. Se qui sei stasera davanti a una telecamera, perché non dirlo qui stasera? Dici, Barbara, mi puoi dare una risposta su questo? Perché fare tutto questo macello sui social? Puoi dire anche benissimo... Ma lei l'ha detto qual è? Lei vorrebbe che Barbara dicesse lasciate stare la figlia. Di avere un chiarimento con me, per carità, non dalla guerra, perché non è una guerra, è una parola che io voglio parlare con lei. Può nascere anche la pace, chissà. E poi dopo questo? E dopo questo continuerò. Allora si tupisca tutto quello che sta. E allora si tupisca il tutto. Amore, ma tu bordello solo un compagno mi potevi chiamare, perché a Napoli chi ti pensa? Certo. Il mio amico, perché anzi sei tu mo che stai cavalcando l'onda del mio tu mi stai pensando perché sei come opinionista. Lei che non mi pensate. Signora cara, le voglio dire una sola cosa. Signora cara. Signora Angela, le voglio dire una cosa. Lo stesso presentatore di questa trasmissione non è che sia stato molto bravo in questi giorni, e le spiego anche perché. Che quando mi va a postare una storia, me la tagga, io la devo ripostare perché faccio parte del programma, e mi dice in esclusiva Angela da Mondello. Noi la settimana prossima teniamo una trasmissione intera dedicata al grande Mario Merola, che deve scrivere in Eurovisione, mi faccia capire, ma esclusiva di cosa? Lei cosa fa? Io ancora lei dice io voglio continuare, ma a fare cosa? Che sa fare? Tutto quello che mi verrà farò. Ma le voglio signor, ma si crede che lo spettacolo è una cosa così? Ragazzi, vieni a Palermo che ti faccio fare la posteggiatrice. Solo quello puoi fare. I palermitani, guarda che lei non ha signora, però credimi, sei venuto a Palermo. le 10 kg. No, questo non lo può dire, è offensivo. Questo non lo può dire, è offensivo. Guarda me, guarda. Signora, 42 anni. signora, questo non lo può dire perché è offensivo. aspettate un attimo perché così non mi piace che andiamo avanti. Angela, non ti puoi permettere di dire 10 kg in più e 10 kg in meno, perché Angela ci sono persone che soffrono sull'obesità e non ti puoi permettere di dire questo. Ma non come dice lei, bambolita. Sì, ma non ti puoi permettere di offendere una persona fisicamente, non è bello. Lo dici tu. Anche sì. Non è bello comunque sentire questo. Vabbè, ma tu pure l'hai Angela da Mondello che si venga a passare. Vabbè ragazzi, comunque posso dire si Andiamo avanti perché poi trascendiamo troppo. Stiamo trascendendo. Noi dobbiamo solo fare il dibattito per capire che alla signora gli piace il tutto. C'è il prossimo RVM, prego regia, prego. A parlare con te, io ti ho ricevuto al telefono, tu a me no, e non si ragiona così, non si ragiona così. Tu mi devi dare il diritto di parola, io lo pretendo, perché è giusto così. Dimostra che sei una madre, che ha un cuore e che fai la tua trasmissione per bene. Dimostra questo agli italiani, anzi dimostramelo a me da mamma a mamma, non da Angela da Mondello e da Barbara D'Urso, la conduttrice e il personaggio pubblico, da persone, da mamme. Allora un attimino solo. Ci dobbiamo un attimo fermare perché anche quando è andato il video non va bene di quello che sta succedendo, ma andiamo alla pubblicità, ci organizziamo e forse dopo andiamo di nuovo in onda. Pubblicità. Eccoci qui di nuovo. Allora ragazzi,
Ragazze, vi raccomando, perché da casa non si capisce niente e poi non mi piace questo atteggiamento, ok? Né da parte tua, Tilde, né da parte di Angela. Ok, andiamo avanti. Mario, tu mi hai detto non lo so cosa mo quando è andata la pubblicità? Allora, ti ho detto che io mi sono procurato un video. Sì. Ok? Perché la signora, dopo che è nato tutto ciò, però stasera mi ha dato la conferma, ha detto vado avanti, mi piace tutto ciò. Voglio diventare un personaggio, non lo so di che cosa, la specifica quale sia, però vuole diventare un personaggio. La signora su questa cosa, la prima volta l'ha fatto inconsapevolmente, ma la seconda volta no, perché ci ha fatto anche una canzone sul Covid. E quindi io... Innanzitutto io non voglio parlare di altri argomenti. No, non è un argomento, è sempre questo argomento, cara signora. Però io c'ho un video che la voglio far vedere di una persona che le lancia un messaggio. Che le vuole dare un messaggio. Allora, io di questa cosa qua non voglio proprio parlarne. No, signora. No, dovete E come non ne vuole rispettare. parlare? Noi stiamo parlando della stessa cosa. Mi dispiace, noi non sto stiamo parlando della febbre di una- e poi sto parlando della peste. Di Stiamo questa parlando cosa non dobbiamo proprio E parlare. perché non vuole parlare? Perché non rispondo. Lei non risponda, non vuole allora rispondere. non mi Sono problemi interessa. suoi. Però se Enzo, perché giustamente lui è padrone di casa, se dice che il video può andare in onda, No, perché per conto mio è no. solo una persona. Allora, io ti spiego. Io con Angela, prima che è arrivata qua, io ho inviato le domande ad Angela che dovevo fare. Lei mi dice, guarda, io non voglio parlare della canzone. Ma lo può dire a te? Ma io se vengo qua e tu mi devi dire quello che devo dire, è inutile, ma alza e me ne va. Scusa. No, ma la stessa cosa posso fare anche la io. signora, no, ma lei lo può Ma dire a la lui. stessa cosa Ma lo può faccio dire a lui. anch'io. Ma lei non può dire Mi quello che io le alzo devo e me chiedere. ne vado. No, ma se lei mi dice quello Ma che lei io può le devo chiedere tutto chiedere. quello che non vuole, mi- io non rispondo. E allora non mi interessa, non rispondo. Io voglio mandare un No, io contributo. mi alzo e me ne vado. Tu non te ne puoi fa andare. peggio, No, io signora me ne Bella. vado. Assolutamente Fa no. ancora peggio se si Perché alza e tu se per ne va con la venire qua ti signora. sei presa un cachet e quindi ti devi Fa ancora prendere. peggio. Allora, Ti devi innanzitutto, prendere. No, non le accavallate. aspetta, io Ti quello abbiamo che le conseguenze. Allora, io mi non alzo e sono me ne con te. vado. Ti abbiamo le conseguenze, Non che è me ne facile. frega nulla. Allora io vado da Barbara D'Urso, se io faccio qualcosa di male Non me ne non frega lo posso nulla. fare. Vabbè, Ma come posso dire una ragioni? No, ma però aspetta, scusami un attimo, perché io con Mario mi sono organizzato durante la settimana, non sapevo nemmeno del contributo, non so chi è che ha inviato questo video a Mario, perché Mario giustamente, ti dico la verità, è l'autore della trasmissione, organizziamo il programma insieme, però giustamente Mario dice a me non mi piace il programma organizzato di quello che Ma si io non deve te l'ho dire. detto perché Hai la settimana mi ha detto che con la signora si è tutto riconcordata. è naturale. Io vi ho detto non dobbiamo parlare di persone che non mi interessa parlarne. Ma tu non Questo puoi- RVM, Ma io sto che parlando RVM? della canzone. Lei ha fatto una canzone, non ce n'è. E parlava sempre del Covid. Non è vero. Questa canzone l'ha Non è bruciata vero. completamente a Non lei. è vero. Non è mai partita. Ma Allora, come la l'ha fatto finire di canzone bruciare? Di risponde che soltanto parlava? a questo. Di Covid non parla proprio. Ma Ma l'RVM Di cos'è? altre cose che non ce n'è lavoro, non ce n'è libertà. La Sì, canzone ma mi non fa- parlava di Covid. Signora. Le rispondo solo a questo, punto. Signora, ma lei si crede che mi sta prendendo in giro? Quanti anni ha lei? Io ho qualche anno più di lei. E quindi- Ma lei con questa Sì, risposta ma mi sta prendendo in giro? perché volevo... Scusami Ma la voglio Mario, bene. ma in questo RVM che cosa c'è? È semplicemente una persona Sì? che dice delle cose alla signora perché la signora in sue dichiarazioni ha detto delle cose al contrario Scusami di quello che Angela, dice e sta tu non persona. sai di cosa si parla, perché ti vuoi No, defilare no, da non questa mi cosa? interessa Ma la parlare di queste il tuo cose, voler- non ne voglio ascoltami, parlare il Ma tu tuo non voler- puoi andare in casa Aspetta- degli altri e comandare. Allora, E nemmeno tu a casa mia puoi Ma comandare. chi ti sta dicendo niente? Tu sei tu che Lei non sta a casa bella. sua. Lei ha accettato un invito e non sta a casa Aspetta. Ma sua. l'invito è parlare del video della signora Barbara, punto. No, questo lo può dire al conduttore, non lo può dire a me. Allora prendiamo le mail e vediamo. No, facciamo... Ma con il conduttore lei può dire quello che vuole, Ma io signora che fare Bella. con il conduttore, punto. Vabbè, Io ma sono tu non puoi opinionista e lei non mi parlare dice io quello che devo dire. Mario, Quindi però ti tagliamo posso dire una questa- cosa. Vabbè, ve lo dico a voce. Allora, il signore che doveva intervenire nel contributo non è altro che l'autore della canzone che lei ha cantato e semplicemente diceva che lei ha dichiarato che questo signore si stava prendendo i soldi che stava guadagnando con questo brano. Lui semplicemente in questo video dice non è vero, dimostra che lui con questa canzone non ha guadagnato niente. Questo è il video che lui voleva mandare. Niente di strano, questa è la cosa. Vabbè, comunque la Abbiamo signora... finito, andiamo avanti. Allora, non andiamo... Lei Allora... come non vuole rispondere, non risponde, si figuri. Allora non lo so se la regia tu dove l'hai messo l'RVM? L'avevi messo ora in questo orario qua? Perché Sì, non sì, so sì, come organizzarci con la regia per mandare l'RVM che si parlava sempre di Barbara D'Urso. Non lo so se la regia si è organizzata con questo, perché Mario giustamente ha fatto questa cosa che io non sapevo niente, perché io gli ho spiegato che tu mi hai detto di non Scusa, mandare... parliamo di altre cose. Allora signora, io Per le dico una favore, cosa, parliamo io le di dico una altre cosa. Lei nemmeno immagini
che a confronto ha una persona di un'educazione unica. Quando mi è arrivato questo video, in un momento di questo video, lo stesso signore che ha fatto il video ha fatto un passaggio dove parlava di sua figlia. Io ho tagliato il video. Non l'avrei mai mandato in onda quella parte, quindi lei non sa nemmeno l'educazione mia dove arriva. No, ma per carità, io mandavo l'altra parte. Io non Chiaro? sto parlando per lei, ma Quindi- per carità io non voglio parlare soltanto Quindi- per quello che mi è stato detto, punto. Io non le sto offendo dando lei. ragione su sua figlia, ma i Ascolti. genitori devono tutelare i figli Ascolti, e la io deve non sto tutelare lei sua parlando figlia. per lei. Io non mi sarei mai... Ma No, io lei non lo mi sa. permetterei mai di dire che Per lei dire non è io come la educato. penso. Però Quando un mi ha attimo, mandato il video per di dire io cosa, come la parla- penso, ho di detto, non cosa vai in parla- onda sta di cosa. cosa parlava l'RVM? Un assenso di colpa, questo lo devi sapere. No, non ne parlo. Tesoro, così è. Non ne parlo. Quando ti Allora- defili da qualche cosa è un assenso di colpa. Le posso Non ne fare allora parlo. un'altra domanda? Dipende che domanda. Se vuole rispondere io gliela faccio lo Ok. stesso. Mi sembra che lei è uscita anche sui social, non lo so dove, sempre dichiarato da lei che aveva fatto un contratto con l'Elemora? Nemmeno di questo Non vogliamo nemmeno di parlare? questo. No, nemmeno di questo. Ah, non dobbiamo parlare di nulla? Ok. Signori, Miss, noi abbiamo un appuntamento. Arrivederci. No, lei resti! Arrivederci. Me ne vado io, lei resti. Allora, Buonasera signori, arrivederci, ci vediamo giovedì prossimo con la grande Buonasera puntata. Mario, sei spuntato Arrivederci. Allora, no, allora scusami, io lo so che c'è l'email, però ti spiego. La signora è stata diretta con me a dirmi di quello che voleva parlare e di quello che non voleva parlare, però Mario Guida nel senso mi aiuta tantissimo, è l'autore della trasmissione, però lui giustamente mi dice se la signora Angela va anche a Rai 1, accetta di andare a Rai 1, non penso che ti fanno decidere di cosa parlare e di cosa non parlare, perché lui fa questo lavoro da 40 anni, dice perché la signora accetta di venire nel programma, mo l'RVM che lui ha preparato, io non so nemmeno chi è la persona, però ho capito perché, ho capito che di cosa parlava, lui giustamente questa persona avrà contattato Mario per mandare l'RVM, io direi di mandare l'RVM, non rispondi perché di sicuro ti dirà quello che... Mi alzo e me ne vado. Enzo. ma con me, ma mi alzo e me ne veramente? vado. E perché non vuoi parlare di... Perché non mi interessa parlare di queste cose, dobbiamo parlare di cose molto più belle, non di queste. Di cose molto più belle? Che ci stai? Allora, abbiamo capito. Dai, la trasmissione per me è No, finita, andiamo. aspetta, ascolta. No, Angela, non è rispettoso, Angela, andiamo. Angela, non è No, rispettoso, Dai, Angela. no, andiamo, dai. Angela, non è rispettoso che... Dai, andiamo. Ma non Angela, stiamo mandando Vieni, niente. aspetta che no, spieghiamo falla- meglio la cosa. Ma non stiamo mandando niente, stiamo parlando, è diverso. No, io Ma sono questo- scioccato ma noi non perché stiamo facendo giustamente io no... Angela, definiamo meglio Ma la non voglio situazione. mandare l'RVM, Ma Angela, non vogliamo Angela, mandare l'RVM, non lo vogliamo mandare. non mandiamo l'RVM, non è rispettoso per le persone No. che ci stanno anche seguendo da casa. Ma non è rispettoso. Ma l'RVM non lo mando, Ma ho detto non non lo lo mando stiamo l'RVM, mandando. non parliamo di questa cosa, ma non è rispettoso nei Ma non confronti lo delle stiamo persone che ci mandando. seguono da casa e nemmeno nei non miei lo confronti. dobbiamo- ma non Io lo non lo so, guarda. Ma- Mario! Ma non Mario! lo dobbiamo mandare. Ma io sono Non lo dobbiamo scioccato, io non so Vabbè, cosa Enzo, dire. basta. Ma state zitto tu. Ma non la dobbiamo mandare. Michele, tu cosa vuoi? Ma Se che vuoi dire stava qualcosa? facendo? Vieni, da signora, vieni. Ma non te la puoi prendere con me, non te la puoi prendere con me che sono... Ti ho rispettato fino in modo, ho rispettato. stiamo facendo? Non puoi andartene spiegazione- così, non lo so, io sono scioccato, è senza rispetto Ma non proprio. stiamo- Allora secondo me, non lo so, io sono scioccato, non so cosa fare. Allora, Non lo so, comunque... No, mandiamo la pubblicità. Un attimo di Ci fermiamo pubblicità. giusto qualche minuto, la pubblicità. Eccoci di nuovo qui in studio. Io devo dire la verità, una cosa del genere non è mai capitata perché giustamente la signora Angela da Mondello mi ha inviato un'email dicendo di queste cose non voglio parlare. Mario, giustamente qualcuno avrà contattato Mario per mandare questo video e tutto. La signora Angela da Mondello non vuole parlare né della canzone, lo devo dire perché facciamo anche capire un pochino alle persone da casa di quello che non si deve parlare, né della canzone né di Lele More né di niente, si parlava solo di Barbara D'Urso. Mi sa che c'è qualche video che lei comunque parlava sempre di Barbara D'Urso, se la regia ce l'ha mi manda il prossimo RVM. Chiudo tutto quanto dicendo: Barbara, io non dimenticherò nulla di tutto ciò che ho detto ieri e lo ribadisco. Vorrei sapere il motivo, il perché tu non vuoi un confronto con Angela Chianello. Per quale motivo? Per quale motivo? La verità prima o poi verrà sempre a galla e io sono qua a dire tutta quanta la verità perché non mi fermerà niente e nessuno. Niente e nessuno. Io ho fatto le lacrime
Adesso le farò, ma di gioia, perché questo è quello che voglio, far vedere e sapere soprattutto la verità. Non ti puoi prendere più gioco di me e delle persone. Basta, basta, siamo stanchi, sono stanca ed è giusto così, ma io... Ripeto ragazzi, per carità, sono stata ospite 2 volte nella tua trasmissione e quindi non posso dire che sono stata obbligata, sono venuta di mia spontanea volontà, anche se sono stata molto convinta da te. Eccoci qua, tutta la verità, solo la verità. Quale verità? Allora, la verità è semplice, che io dovevo andare in trasmissione, il giorno non si sapeva e dopo di ciò non sono stata chiamata. Questa è la semplice verità, non c'è nulla di scandaloso, non c'è nulla, quindi questa è la verità, che io dovevo essere in trasmissione, mi dissero quando fu, Angela guarda può essere il 15, il 18 e il 20, questa è semplicemente la verità, quindi io non sono qui a dire che lei magari non mi ha invitata e ho la rabbia, no, semplicemente per avere un confronto con Barbara, dato che lei è una conduttrice molto molto brava e le persone la stimano e le persone le vogliono bene, la sua parola è più grande della mia. Tutto qua, Enzo? Cioè, noi stiamo qua Michela, perché... Michela, cosa volevi dire? Allora, Poi io mi limito a questo punto perché innanzitutto io chiedo scusa per quello che è accaduto, però purtroppo questa è una trasmissione, la verità, e ci sta tutto quello che è accaduto. E infatti questa è la verità. Ok, a prescindere, quindi siamo stati come siamo noi. Però io mi limito a darti un consiglio, da donna a donna. Adesso tu non sei Angela, non sono Michela, nessuno, siamo tutti e due, ok. Ascoltami, siccome questo momento di notorietà si vede che ti piace, ci sta, perché è una parentesi forse gioiosa della tua vita. Ok, dico che non è tutto vero, a è posto. vero. Quello che io ti consiglio di fare, di non perpetuare questa guerra social, la guerra del nulla qua sopra, prima di tutto perché No, ma non è una guerra, questo è il mio modo di fare. Angela, mi Non devi è far una finire di guerra, parlare, sì, ti sì, prego. sì, sì. Io ti dico quello che penso e poi tu mi rispondi. Allora, finisci di fare questa guerra del nulla, fatti il tuo percorso nella maniera migliore che tu credi, facendo queste ospitate, nelle grandi televisioni, nelle piccole televisioni, facendo le sponsorizzazioni che ho visto che tu fai e continui a fare. Se ti può far guadagnare pure qualche soldino, che ben venga in questi momenti di crisi, ma non fare la guerra a nessuno, prima di tutto perché Barbara D'Urso, fidati, non dovere non ti sente, ma te lo dico da persona semplice. Seconda cosa, perché Barbara D'Urso non può risolvere nessun problema, perché perché il problema lo puoi risolvere. Questo lo può dire lei che non mi vede e non mi sente, ma io penso che Angela, un cuore ce l'ha, Angela, però sei molto logorroica, mi devi far finire di parlare. Se tu vuoi finire questa cosa e vuoi che tua figlia o tutte le persone che ti sono attorno stanno in una bella ampolla di vetro, spegni questo e ritorna a fare la casalinga. Ma siccome ti piace, lo capisco pure, ti dico che lo capisco pure, finiscila, fai altre cose, fai altri video. Ragazzi, solo 2 minuti e un attimo Tilda e devi poi sapere Michele, che perché... quando si va da Barbara D'Urso bisogna avere un contenuto, non possiamo parlare sempre della stessa cosa. Ovvio, certo. E del tutto. Però comunque tu ti contraddici in un modo esagerato, perché prima dici che si è presa a gioco di te e poi dici che è una grandissima conduttrice un minuto di rabbia le abbiamo tutti, chi è madre tesoro, e vedo soffrire mia figlia, è un minuto di rabbia, ma tutto qua, Angela, e appunto è mia figlia, appunto, è lo devi mia difendere figlia. tu, non da Barbara, perché se andiamo ogni cosa da Barbara, mia figlia mi Sì, sta vabbè, lì. allora mi trasferisco a casa della signora Barbara. Guarda, ma proprio perché ti attacchi in questa cosa? Perché? No, forse non hai capito, non possiamo andare. Allora, se io sono ospite di Barbara, no? 1, 2 volte, tutto a posto, e mi succede una disgrazia, non posso andare sempre da Barbara D'Urso, perché Barbara D'Urso può dire anche basta, è fermuto, non è niente più da raccontare. Punto! Se Barbara me lo dice a me, guarda Angela, ok, va benissimo, punto. Quindi non è una cosa che io gli devo andare per forza per avere visibilità, perché nel mio piccolo ho la visibilità perché sono una donna vera, mamma e tutto quanto, hai capito? Angela, e tu che stai fa? Tutto quello che E dico. questo continuerò a fare. Perché purtroppo Angela, che ascoltami questa- Angela, sai recitare? Sai recitare? Posso anche imparare. Ok, ma stai iniziando? Stai iniziando?
Tu non Sì, puoi sì, andare in TV, Michela. tu fai un percorso contrario, Sara Michela, mia. ma quante persone- che vuoi fare qualcosa? Certo, ovvio, anche perché sono qua. E tu trovi fatica in tutto il mondo dello spettacolo, mo a 40 E anni. a 40 anni, gente che comincia a 60 anni e io a 40 anni. Angela, se vuoi continuare. Ragazzi, posso salutare? Io Sì, me ne abbiamo vado. finito. Buonanotte, Ok, perché buonanotte. Allora, che mi sta stasera che combattere con la scimità. Buonanotte. So due. Marocco, mi sarebbe una casa a Vianello stasera, È stata veramente una trasmissione per me difficilissima. Io voglio ringraziare Angela, voglio ringraziare Mario e Lidia, che mi dispiace che Mario è andato via con Lidia. Voglio ringraziare Michela Fusco, Tilde Mendez, Pirotecnica 3000, tutti gli sponsor che fanno parte di questa trasmissione. L'ultima parola che devo dire prima di salutarvi, che saluto tutti i telespettatori, sto scioccato. Buonanotte. Buonanotte.